I volontari della Protezione Civile si occupano non solo di gestione dell'emergenza, ma anche della fase di ricostruzione, oltre che di prevenzione e previsione. A volte ce ne dimentichiamo. È stato concordato, oltre che con i volontari, in base appunto alla tipologia di intervento, è stato concordato anche con i sindaci coinvolti dall'emergenza Vaia, quindi ci sono cantieri di tutti i tipi, cantieri appunto in prossimità ai centri abitati e anche cantieri in zone che magari sono poco visibili ma che necessitano assolutamente di intervento perché garantiscono la sicurezza di chi non abita nei centri abitati e magari non è direttamente interessato dall'intervento apparentemente, ma in realtà lo è effettivamente, perché la sicurezza si fa a tutti i livelli, anche nelle aree periferiche. Abbiamo visto in Agordino, l'abbiamo visto sull'altopiano di Asiago, l'abbiamo visto in Comelico, l'abbiamo visto insomma in tutti i territori colpiti da Vaia. Rimaneva fuori per ora, fino ad ora, il feltrino, ma anche questa volta hanno risposto i volontari, come sempre, persone che sono sicuramente di braccia, ma sono anche e molto di più di cuore. La protezione civile ha tanti aspetti da tener conto, prima di tutto sicurezza, poi abbiamo tante differenti specializzazioni, quindi ogni gruppo a seconda della specializzazione viene usato, tra virgolette, in caso di qualche evento calamitoso. Tornate nei luoghi più colpiti, tornate nei luoghi in cui occorre ancora intervenire, non solo per questioni estetiche ma anche per questioni funzionali. Per questioni pratiche sicuramente, perché comunque il territorio bisogna che sia mantenuto fruibile e quindi i danni che ha fatto Vaia sicuramente non si risolvono con questa esercitazione e con quella che è stata fatta a luglio. Però diamo sicuramente una grossa mano ai comuni colpiti. Certo, sarà molto difficile ripristinare tutte le situazioni che c'erano una volta, cambierà sicuramente il territorio e poi vedremo come andrà a finire.